Ripartenza è la parola di questa fase 3 post-coronavirus e lo sarà anche per le prossime fasi. Il governo mette in campo risorse che stentano ad arrivare, troppi lacci e lacciuoli rendono impervio per le imprese attingere ai fondi. Misure ritenute dalle categorie economiche venete inadeguate per una regione che corre. Il credito che è stato messo a disposizione ha dei periodi di ammortamento che sono troppo pochi. Le infrastrutture tecnologiche è inspiegabile e incomprensibile come mai siano slittati in avanti di 2 anni i lavori per la cablatura del Veneto. Per non parlare dell'opportunità perduta, ancora una volta, di snellire la burocrazia, questioni sospese a cui le categorie economiche hanno chiesto in una lettera al governatore Zaia di farsi promotore di fronte al governo. Alle lungaggini romane sopperiscono come possono i comuni. A Vicenza l'amministrazione risponde prevedendo uno sconto sulla Tari del 25%, il pagamento della prima rata a settembre. Apprezziamo fortemente quanto fatto dal sindaco Rucco e dall'amministrazione comunale e auspichiamo che anche gli altri comuni di Vicenza, del territorio, seguano un po' questa strada. L'operazione, che dovrà passare il vaglio del Consiglio Comunale, ha un valore di oltre 1.200.000 euro. La riapertura è faticosa, il rientro è faticoso, le regole che loro devono rispettare sono impegnative, quindi era un segnale doveroso.